Buongiorno. Buongiorno. Cosa fa lei qua? No, sono io che devo fare le domande. Ah, ho Cosa capito. fai tu qua? Sono venuto a incontrare un certo Rocco Burtone. Hai trovato il personaggio. Ah, perfetto, piacere, Orioles. Com'è? Piacere. Orioles. Togliamo anche il piacere, va bene. Orioles. Va bene. Allora, Burtone, oggi abbiamo una missione complicata, perché noi dobbiamo andare oltre questa soglia. Oltre il muro. E cosa c'è oltre questa soglia? C'è niente meno che l'inferno. Di qua noi passiamo dal paradiso, cioè qui abbiamo la società opulenta, saggia, moderata. divisiva. Divisiva, sì. Sì. E di qua abbiamo un altro tipo di società, felice, allegra, non ricca. Allora dobbiamo scegliere dove andare a vivere, perché io direi in mezzo, sotto questo muro, potremmo vivere qui, fare un campeggio, qualche cosa, Sì, e un quando giaciglio di fortuna. e scegliamo di volta in volta di andare di là o di qua. Comunque, in particolare, visto che stiamo andando in Borgo Stazione, non avevamo ancora pronunciato questo nome, noi andremo a cercare i famosi extracomunitari, perché qui dicono tutti che Borgo Stazione è pieno di extracomunitari. Non è vero, gli extracomunitari non esistono. Ecco, Noi dimostreremo. questa è una novità. No, sono tutti friulani, udinesi, che si trasformano, a volte si trasfigurano, cercano perché hanno bisogno di creare problemi e si travestono da extracomunitari. Lo dimostreremo fra poco. Scusa, ci hanno detto che questo è un quartiere pieno di extracomunitari. Tu che sei friulano tu, no? Io sono tunisino, anche straniero, senza documenti. Non sei friulano? No, tunisino io. Sembri più un friulano. Allora dimmi una cosa, dove sono gli extracomunitari che non li troviamo? Hai qualche idea? Perché qui non si vedono. Però ascolta, io ho fatto rispetto per te, però io non posso solo spiegarti bene. Tu ti spieghi molto bene. No? Tu parli bene. No, come da un anno io a Italia, sai? Bravo, sei non bravo. parlo bene così. Sei bravo. Come vedete hanno tolto le statue e la loggia di San Giovanni perché hanno deciso di sterrare tutto quanto a favore dei ciclisti. Così Udine sta diventando finalmente una città per ciclisti udinesi. Che stai a dire? Non è vero, non è questo il progetto. Guarda che io lo so perché ho conoscenze. Ti sto dicendo, non vedi, scusami, i lavori li stai vedendo sì o no? Cosa credi? Dove sono finite le statue di Marco Cacco e sua sorella Isabella? E non lo so, bisognerebbe cercare nelle case degli assessori. Vieni, andiamo a cercare gli assessori. No, siamo venuti a portare. Senza permesso sei. Siamo venuti a portare 5 euro. Possiamo fare delle riprese o no? Sì. Perché? Non lo so, devo ancora cominciare, per cui non lo so. Più che altro ci stavamo chiedendo una cosa. Qui siamo in Allora 5 euro. Aspetta, fammi parlare prima, no? Che magari da 5 diventano 50. Addirittura. Più parli. Ascoltiamo. Allora, la domanda è questa. Qui siamo nella zona di Udine più simpatica, bella, eccetera. Siamo in Piazza Libertà. No? Questa è via Roma. Piazza Libertà. Non è Piazza Libertà. Abbiamo sbagliato piazza. Sì. Piazza Ma- Libertà è dove Aquilei è in fondo. Sì, ma perché qua io vedo, sono tutti udinesi, non c'è neanche un extracomunitario, per questo Come pensavo. no? Sono io, c'è lui. Ma voi siete extracomunitari? Lui. Ma allora
spiegami una cosa. Dimmi lei. Tu quando vedi qualche extracomunitario, cerchi di diventarci amico, cerchi di fartelo... No. Ma avere simpatia. Lui è Sì, simpatico. È simpatico e Lui io è più faccio bravo. compagnia a lui sempre. È un bravo. È mio zio, è sempre. Mi piace volentieri Vittoria, faccio compagnia a lui. Ecco, adesso ti prego di leggere la popsia. Zoom. Parapumpa, parapumpa. Putupum, putupum, Non è putupum. pututum. Pututum, pututum, pututum. Parapappero, parapappero. Zum, 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 zum. Sarà capitato anche a voi? No, a tempo. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa. Zum, 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 zum. Dove quando l'ho sentita, di sicuro so soltanto che fa zum, 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 zum. Cosa c'è successo non so. Però, però. Senta, anzitutto si presenti, lei si chiama? Io mi chiamo Antonio Ercole Francesco De Lucia. Detto fra amici, ho più nomi che soldi, come dicono. Lei quindi è un extracomunitario? Io, extracomunitario, sono straniero, sì. Possiamo dire che è uno straniero in patria? Non lo so come dire, sono straniero. Perché, non so, potrei, per marcare questa differenza, potrei dire, non so, per esempio, nel mio paese non esiste il bisogno. Non so, Nel senso, al mio paese- mi scusi, bisogno corporeo o bisogno... I bisogni di vivere, il denaro, i capricci, no, al mio paese non ci sono queste cose qua. Non so, un'altra cosa che può sembrare strana, al mio paese si rispettano le donne, al mio paese non esiste la parola disoccupato. Sì, sono straniero, non extracomunitario. In che senso e in che modo tu sei poeta? In che senso e in che modo tu scrivi racconti o che sono comunque poetici, sono un po' fantasiosi, sognanti? Sbaglio? Se sbaglio mi corrigerete. Ma poetici è, direi quasi per forza. Non ho mai voluto essere poeta. È che la poesia serve a decifrare, ci aiuta a decifrare quello che ci circonda, no? Allungando, alzando le immagini. La poesia è immagini, serve a superare le difficoltà. Wajid, io devo farti una domanda. Tu da cittadino udinese, da persona comunque tollerante, democratica, Posso ridere subito o devo aspettare la fine? vuoi che lo mandi via? No. La lasciamo lì. Tu vorresti cacciare gli extracomunitari, sì o no? Sì, assolutamente sì. Bene, dove li mettiamo gli extracomunitari? Perché in effetti non è facile cacciarli, non vogliono tornare a casa loro e noi che viviamo in questa bella città soffriamo, noi chiamiamo la polenta, non ce la facciamo più di kebab e cose simili. Riso Couscous, non di parolacce.
A proposito di pakistani, tu li conosci i pakistani? Sai che tipi sono? Sono allegri, tristi? Come sono i pakistani? Pakistani maximum sono allegri. Sono allegri. O Tu stai piangendo però. piacevole, scusa, piacevole. Ah, ma tu non sei... Ah, giusto, io stavo sbagliando. Allora, perché qui il pakistano è lui. Lui è di Godia. E tu sei di Godia. Allora, Io qua... non sono del Godia, No, non sei di Godia? non si di Godia. Come non sei di Godia? Sì che sei di Godia, perché io godio, tu godi e gli Godia. Ma tu cosa puoi dire di Via Roma e di questa zona fantastica che è stata liberata dagli extracomunitari? Secondo me questa è una zona più diversa di altri posti di Udine, Sì, perché lì tantissimi ragazzi stranieri o un'altra cultura, dappertutto. Fuori da qui, fuori da qui. Anche lì, Qui ci sono solo i friulani. no, anche vedi, pakistani, bangladesi. no, sono tutti friulani quelli lì. È inutile. No, non mettere voci in giro che non è bello, non è bello. Parto. Quegli occhi tuoi vilenti e fuggitivi e illimitar di gioventù fuggivi, ricordi il tempo di quell'estate burrascosa, con la panda coraggiosa andammo in Sicilia a cercare fichi d'India, da donare alla comare in mezzo mare, a far l'amore con le suore, e perdona tanto ardore che ardire non ci stava la rima, ma perdona questa triste pantomima che tanto è già finita. È finita. Abbiamo la fortuna di avere con noi una famosa attrice friulana che abbiamo incontrato per caso, passeggiava qui e quindi con lei parleremo di creme di bellezza e soprattutto di creme abbronzanti. Come fa ad avere un'abbronzatura, diciamo così, importante? Stallatico. Perfetto, cos'è la marca della crema? È l'ingrediente fondamentale, è una crema molto economica in realtà, basta introdursi in qualche stalla o così e si prende un po' di quella specie di sostanza umida e insomma ci si dà una spalmatina ed è una cosa eccezionale per Cosa importante è il grado di umidità. Il grado di umidità è molto importante, anche perché dopo a un certo punto si formano dei vermetti dentro, lì bisogna stare attenti perché il vermetto potrebbe creare delle irritazioni o comunque insomma potrebbe essere spiacevole, però invece quando è un po' più secca si strofina bene ed è... Però insomma è uno dei segreti di bellezza delle attrici, insomma. Che poi ci sono gli allevamenti di vermi. Sì, beh, qui no. Sì, No. anche in Friuli che io sappia. Sì. Io però- allevo i girini, sono piena di girini, io di, come si dice? Cudui? Sì, girini. Cudui in friulano. Mi scusi? Cudui. I cudui. Cioè, Allora io un napoletano, un- scusi un attimo, un sì. napoletano ha spiegato ad una friulana Ma è di origini poliglotta, venete, il poliglotta. no, di sì. Piedigrotta. Di Piedigrotta? Ah. Non sono napoletano. Montegrino. Italo, friulo. No, scusate, io Italo Friulo. Friulo, slavo, napoletano, un po' tutto.
Ma voi chi siete, scusa? Scusi, prima si presenti lei, perché lei chiede a noi chi siamo. Lei mi ha ci già si è seduta. presentato, ma non si è presentato. Lei che mi rivolge la parola. Marco si Orioles. presenti. Marco E Orioles. chi mi rappresenta? Lavoriamo per la Marco Orioles Washid. Ma è il Extend. motociclista, quello della moto? Lei ha capito tutto. Ok. Quello della Dakar. Abbiamo appena finito una Dakar, perché ok. abbiamo raccontato la storia del padre di Tony De Lucia, che fu deportato a Dakar. Sì. Questa è una storia Sì, vera. questo Purtroppo, lo so. so che fra gli amici se ne è parlato Va bene, parecchio. va bene. Entrando un po' nell'argomento che oggi dovrebbe essere quello di Borgo Stazione, e noi stiamo cercando di eliminare, di togliere, di allontanare gentilmente gli udinesi da Borgo Stazione. Lei ha un metodo sicuro per poterli spostare in una zona più adeguata alle loro esigenze, insomma, più elegante, perché continuano a infiltrarsi fra... Ostinatamente. via Roma, via Leopardi, eccetera. Non mi sembra corretto. Lei, No, è una piaga questa degli udinesi qua a Borgo Stazione. lei pensa che ci sia una soluzione? Ma io pensavo finalmente che non ci fossero più. No, ci sono ancora. Non mi guardi così che la bacio. Ci sono ancora udinesi in Borgo Stazione. Purtroppo sì, e ne abbiamo anche uno qui Non so, davanti. alziamo gli affitti. Wajid, che dice di essere pakistano. Ma no, si vede che è friulano, guarda Esatto, lì, ma lui dice carnico, per penso, poter stare no? qua, per poter stare qui, lui dice di mente. essere pakistano. Sì, Allora, anche, devo dire, anche quelli che stanno passando adesso, che Sì. sembrano africani, no. in effetti, lo so, sono persone che si sono abbronzate come lei. Sì.